Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto e buongiorno anche al nostro ospite che ha accettato all'ultimo momento, per cui lo ringrazio in maniera particolare, Magdi Cristiano Allam, in collegamento. Buongiorno Giulio. Buongiorno Magdi Cristiano, in collegamento telefonico con noi. Te l'ho chiesto all'ultimo minuto, mi fa piacere tu abbia accettato, possiamo rubarti qualche minuto oggi per approfondire alcune questioni che tu hai messo bene in luce nell'articolo di fondo che abbiamo letto questa mattina in rassegna stampa sulla prima pagina del giornale, che è intitolato "Senza alcun punto di domanda e se il prossimo fosse italiano", cioè non è una domanda, è una possibilità, e tu lo spieghi anche confortato dai numeri e dalla considerazione che già avevi fatto a partire dal lontano 98 in un tuo libro anche, dove davi conto, fotografavi la realtà dell'Islam in Italia. Al posto di John, probabilmente si chiama così, comunque l'accento britannico-londinese era certo quello del boia che ha fatto la decapitazione di James Foley, il reporter statunitense. Ci poteva essere, per esempio, tu scrivi Giuliano Del Nevo. Ma più in generale Giuliano Del Nevo è un convertito genovese all'Islam, del quale citi anche un messaggio a un suo amico convertito pure lui all'Islam. Non lo ripeto perché lo abbiamo letto tutto il tuo articolo stamani in rassegna stampa, però è agghiacciante e testimonia, diciamo, di un fanatismo che per noi risulta difficile da concepire. Qui entriamo in un altro argomento che si affianca alla considerazione che tu fai nel tuo articolo: il prossimo può essere italiano o altro, ma a noi, persone diciamo così comuni, spesso anche con l'aiuto della grande stampa, del mainstream, diciamo, dei media, viene molto difficile uscire da una totale alterità rispetto a questo mondo. Cioè noi ci sentiamo completamente altro, facciamo fatica a capire e spesso i nostri mezzi di informazione non ci aiutano a capire che cos'è questa cosa che abbiamo davanti, no Magdi? Certo. Beh, intanto chiariamo che abbiamo a che fare con una realtà che è in totale contrasto. Voi mi sentite bene? Sì, ti sentiamo bene, speriamo altrettanto tu. Sento un eco, va bene, comunque l'importante è che sentiate bene voi. Chiariamo subito che è una realtà in totale contrasto con i valori fondanti della nostra umanità. Mi riferisco innanzitutto alla sacralità della vita, cioè chiunque di noi dà per scontato che la propria vita e la vita del prossimo è sacra, inviolabile. Quando abbiamo a che fare con una realtà esattamente opposta, dove loro coltivano non la cultura della vita ma la cultura della morte, noi siamo spiazzati, perché è come essere precipitati in un altro pianeta. La seconda considerazione è che questa realtà si realizza in un'Europa, ma possiamo anche estenderlo all'insieme dell'Occidente, che è profondamente in crisi di identità. Sia gli italiani che si convertono all'Islam, sia gli immigrati di seconda generazione, ma sia anche quegli immigrati che sono residenti in pianta stabile in Italia, al punto di essersi attribuiti un nomignolo italiano, si identificano totalmente nella dimensione materiale della modernità, ma rifiutano la dimensione spirituale, cioè la certezza di chi siamo sul piano delle radici, sul piano della fede religiosa, sul piano dei valori, sul piano delle regole, delle leggi. E questa discrepanza tra materialità e spiritualità della modernità si traduce in una crisi di identità che viene colmata da questa ideologia totalitaria, invasiva, questa ideologia che non ammette alcuno spazio di libero arbitrio e che ti impone fin nel minimo dettaglio ciò che puoi fare e ciò che non devi fare. Paradossalmente, pur essendo cittadini italiani, si sentono appagati da questa alternativa. Ecco, Magdi Cristiano, cosa comunica secondo te quel video terribile? Poi c'è stato tutto un dibattito sul farlo vedere o non farlo vedere.
io credo, posizione personale, però che sia utile vedere quel video, perché comunica delle cose. Secondo te, qual è il messaggio che è contenuto in quel video della decapitazione di James Foley, che è molto diverso anche da un punto di vista di fattura e, come dire, di regia generale e secondo me anche di intento comunicativo rispetto ai pur terribili precedenti video? Secondo te cosa dice quel messaggio lì, quel video? Il messaggio principale è un messaggio insito nel video stesso, cioè loro vogliono diffondere il terrore, cioè loro vincono la loro guerra contro l'Occidente nel momento in cui inculcano in ciascuno di noi il terrore, la paura di guardare in faccia alla realtà e la disponibilità a sottometterci. L'ISIS, lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante, ha vinto militarmente in Iraq e nelle aree sotto il proprio controllo in Siria, non perché ha un esercito più ingente, più efficiente di quello iracheno o di quello siriano, ma perché ha sgominato senza combattere le forze rivali che non hanno combattuto, sono scappate senza combattere perché terrorizzate dentro. Quando ciascuno di noi si identifica in James Foley, immagina che quel coltello recide la propria gola, decapita la propria testa. Questo orrore, questo terrore fa sì che noi alla semplice conoscenza che stanno per arrivare, che potrebbe toccare a noi, ci porta a fuggire senza combattere. Ecco, cioè, Magdi, Cristiano, questo aspetto tu lo hai sottolineato anche nel tuo articolo di oggi, richiamandoti a quell'altro atroce episodio, cioè la decapitazione per strada praticamente a Londra di Lee James Rigby, soldato 25enne. E secondo me il video che veniva invece dalla Siria dell'altro giorno, che l'esecuzione di James Foley, si riallaccia a quell'episodio lì e lo rafforza e dice: siamo lì, siamo in Europa, siamo a casa vostra che è casa nostra. Certo, o no? È così sicuramente. Allora, il fatto che il boia è britannico, la vittima è americana, ci fa capire che questo terrorismo non solo ha messo solide radici in Europa e in Occidente, ma è parte integrante dell'Europa e dell'Occidente. Ancor di più, i terroristi islamici più sanguinari sono europei, cioè questa è la verità, perché loro devono dimostrare di essere terroristi islamici e quindi accettano, come dire, di compiere il lavoro più sporco. La seconda considerazione è che è una guerra oramai, è una vera e propria guerra, ha ragione il Papa, è una guerra mondiale, la terza guerra mondiale, ma lo dico anche nel mio editoriale, che non è sufficiente dire dobbiamo fermarli, noi li dobbiamo sconfiggere, perché se è una guerra, da una guerra si esce o sconfitti o vincitori, non ci può essere una via di mezzo, quindi noi dobbiamo combatterla. Ecco, però Magdi, Cristiano, come si combatte? Nel momento in cui tu hai, e l'hai fotografato per l'ennesima volta oggi nel tuo articolo, nel momento in cui tu hai numerose moschee, per esempio in Italia, radicali, numerosi imam che predicano odio, violenza, morte, come scrivi, in Italia, e non solo in Italia ovviamente, facciamo il caso italiano perché riguarda più direttamente da vicino noi. Come si combatte questa guerra? Bisogna chiudere queste moschee e bisogna che le autorità preposte alla sicurezza in Italia escano da una logica
che finora le ha portate a immaginare che l'importante sia tenere calmo il fronte interno, anche mettendosi d'accordo direttamente con le forze islamiche radicali o quelle che operano all'interno di un contesto di radicalismo, ma che dicono: al momento noi le bombe non le mettiamo, a condizione che ci date le moschee, che ci date le scuole coraniche, che ci date gli enti assistenziali e le istituzioni finanziarie, a condizione che ci legittimate politicamente come gli interlocutori dello Stato. Le istituzioni devono uscire da questa logica e capire che proprio perché siamo in guerra noi dobbiamo combatterli, in questo caso chiudendo queste moschee e assicurandosi che in nessuna moschea si faccia riferimento a versetti coranici, a episodi della vita di Maometto dove si legittima l'uccisione di ebrei, di cristiani, di infedeli, di apostati, così come è successo anche nell'ultimo caso dell'imam di San Donà di Piave che è stato espulso. Purtroppo il male, e ha avuto il coraggio di dirlo l'arcivescovo di Mosul, Monsignor Emil Nona, sì. Il male è nell'Islam, il male è nel Corano. Ecco, quando la ministra Mogherini dice che l'Islam non c'entra, tu che pensi, Magdi Cristiano? Penso che uno, non conosca l'Islam, due, che se lo dovesse conoscere mente, ha paura di guardare in faccia alla realtà, ed è la stessa posizione anche del presidente americano Obama, ha detto anche lui la stessa cosa. Esatto. Ebbene, fin quando l'Occidente continuerà a dire l'Islam non c'entra, noi siamo destinati al suicidio. Questo è il modo per suicidarsi, perché chi ha di fronte un Corano che dice esplicitamente, senza mezzi termini, che bisogna uccidere i nemici dell'Islam, chi ha di fronte la realtà di Maometto, che nel 627 alle porte di Medina partecipò personalmente allo sgozzamento e alla decapitazione di oltre 800 ebrei della tribù dei Banu Qurayza. Chi ha di fronte questo e dice che l'Islam non c'entra, significa che o non lo conosce oppure ha accettato il suicidio. Ecco, l'ultima questione che ti vorrei porre, ringraziandoti ancora per il tempo che ci hai dedicato, proprio ti ho chiesto all'ultimo momento, lo ripeto per gli ascoltatori, ma è così, è su un piano più, chiamiamolo, geopolitico. Vorrei conoscere la tua opinione su due questioni. La prima, il ruolo della Turchia, visto che abbiamo letto anche che moltissimi arrivano facilmente in Turchia e altrettanto facilmente poi dall'Occidente o da altrove. Stiamo parlando di cronache sui convertiti, diciamo, che partecipano alla guerra, come Del Nevo, giusto appunto, no? Il convertito genovese che se n'è andato in Siria, dove ha trovato la morte, ma si arriva facilmente in Turchia e facilmente si arriva sul teatro di guerra. Dall'altra parte la questione dei finanziamenti a questo movimento dell'ISIS, dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante, il califfato. Da dove arrivano i finanziamenti? Chi ha finanziato questo movimento che si propone, in poche parole, di unificare, di dare una regia nel quadro di quella guerra mondiale di cui tu dicevi, a questa battaglia? La Turchia è sicuramente il principale sponsor dei terroristi islamici che hanno sconvolto la Siria e l'Iraq, ponendo fine alla loro realtà di stati nazionali. La Turchia gioca con il fuoco perché si stima che ci sono circa 2000 terroristi islamici turchi che oggi combattono in Iraq e in Siria e che domani potrebbero combattere all'interno stesso della Turchia contro il governo turco. L'Arabia Saudita e il Qatar sono i due principali finanziatori
del terrorismo islamico, e voglio essere molto, molto chiaro: il terrorismo islamico comprende anche le bande armate dei Fratelli Musulmani. Loro sono parte integrante del dissesto che c'è stato in Siria e in Iraq, soprattutto in Siria, per quello che riguarda i fratelli musulmani. Quindi dobbiamo liberarci del mito dell'Islam moderato e dell'Islam estremista. Tutti coloro che nel loro ragionamento e nella loro prassi dicono di fare letteralmente ciò che è prescritto nel Corano e ciò che ha detto e ha fatto Maometto, appartengono alla categoria dei radicali e degli estremisti. Ma la verità detta per intero indica una responsabilità forte dell'Occidente. Non dimentichiamo che sia la guerra in Iraq, e qui partiamo già dal 2003, sia la guerra in Siria 2 anni e mezzo fa, è stata voluta dall'Occidente. In Siria, piaccia o meno, il regime di Assad garantiva innanzitutto l'unità del territorio nazionale, garantiva un ordine all'interno della Siria e garantiva il diritto alla vita e il diritto alla libertà di culto delle minoranze etnico-confessionali. Oggi tutto questo non c'è più. Nel nome del mito della primavera araba, noi intendo come Occidente, siamo diventati corresponsabili di ciò che io definisco senza ambiguità un crimine contro l'umanità. Un giorno l'Occidente dovrà rispondere di fronte a un tribunale internazionale per il ruolo che ha avuto nello sconvolgimento, nella devastazione, nei massacri che ci sono stati, che ci sono tuttora in Siria e in Iraq e in Libia, aggiungo. Io ti ringrazio, grazie per averci dedicato questo tempo, ti auguro buon lavoro Magdi Cristiano, torneremo a risentirci perché credo che questo momento particolare vada seguito molto molto con attenzione, soprattutto da parte di chi ha il coraggio di manifestare opinioni, perché siamo anche a questo assurdo, mi sembra, anche Magdi, che bisogna avere paura, tra virgolette, a manifestare delle opinioni chiare, fondate sui fatti. Ma io dico, noi abbiamo paura innanzitutto di leggere la realtà. Abbiamo paura di leggere quei versetti coranici, sono innumerevoli, che incitano all'odio. Abbiamo paura di leggere la biografia ufficiale di Maometto per capire chi è. Abbiamo paura di leggere i testi autentici dei fratelli musulmani, di Hamas, dei salafiti, dei terroristi islamici. Ecco, anche la stessa parola terrorista islamico o terrorismo islamico è stata bandita. Non si dice, si parla di combattenti, si parla di jihadisti, si parla di miliziani, ma non li si definisce terroristi. Ci siamo autocensurati persino nel lessico, nell'uso delle parole. Ecco perché dico siamo votati al suicidio. Ti ringrazio, ti saluto e buon lavoro. Grazie a Magdi Cristiano Allam. Grazie a voi. Grazie. Il pensiero, l'innovazione.
Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Bene, allora completiamo l'argomento di cui abbiamo parlato poco fa con Magdi Cristiano Allam con alcune altre segnalazioni dai quotidiani di oggi. Su Avvenire, a pagina 3, pagina dei commenti, potete trovare l'esatto opposto di ciò di cui abbiamo parlato fino a poco fa con Magdi Allam, cioè la chiarezza basata sui fatti, sulla conoscenza, perché la cosa terribile che credo la conversazione con Allam abbia ben evidenziato è che è tutto davanti ai nostri occhi. Basta leggere il Corano, come scriveva ieri Ida Magli, sempre in prima pagina sul giornale. Basta leggere il Corano e conoscere. E i messaggi sono molto chiari. Non è questione di interpretazione o di idealizzazione. Anzi, in questo caso mi pare si possa parlare da parte dei media occidentali e dei governanti occidentali di rimozione e di volontà di rimuovere anche dalla testa, dalle menti, dalle coscienze dei cittadini dei paesi occidentali qualsiasi tipo di ragionamento come quello che abbiamo fatto fino a poco fa, basato sulla conoscenza fattuale e su ciò che ne deriva dalla conoscenza dei fatti, perché bisogna partire dai fatti, e i fatti in questo caso sono piuttosto chiari. C'è quella tendenza forse paradossale, assurda, a rimuovere proprio ciò che è più chiaro, evidente, limpido, trasparente, perché ciò che c'è scritto nel Corano è molto chiaro, non è soggetto a interpretazioni, è chiara l'identificazione del nemico di chi non è musulmano, è estremamente chiara. Al contrario, oggi a pagina 3 di Avvenire c'è l'imam Yahya Pallavicini, convertito italiano, vicepresidente del Coreis, Comunità Religiosa Islamica Italiana, che ripropone ciò che invece piace a molti o che viene fatto piacere a molti, il fatto che quando tu ti converti a un Dio automaticamente sei nemico della violenza. Questo vale per i musulmani, i cristiani e gli ebrei, quindi siamo tutti sullo stesso piano. No, perché il testo base è diverso. Il testo base è diverso e i costumi si sono evoluti in maniera diversa. Ci si richiama in modo diverso anche ai testi base nelle diverse religioni, con un atteggiamento diverso. Un laico musulmano è quasi una contraddizione di termini se tu prendi come riferimento il libro del Corano, come giustamente ha fatto notare poco fa Allam. Per cui diventa impossibile fare un'equiparazione di questo tipo. La conversione a Dio, che poi può chiamarsi anche Allah, nemica della violenza. No, perché nel testo c'è prescritta la violenza. Mentre da un punto di vista geopolitico, diciamo così, è da segnalare anche l'articolo di Alberto Negri in prima pagina oggi sul Sole 24 Ore, che ci riporta all'altro argomento che abbiamo toccato prima, quello della Turchia contro l'esercito islamico, contro ISIS, lo diciamo all'italiana, cioè lo Stato islamico sostanzialmente, servono la Turchia e l'Arabia Saudita, cioè esattamente i due paesi di cui abbiamo parlato poco fa come alleati dello Stato islamico. La Turchia deve fermare il passaggio dei miliziani, sostiene Alberto Negri, e le monarchie del Golfo devono tagliare i fondi finanziari. Monarchia del Golfo significa Arabia Saudita ma anche Qatar, i due paesi citati da Allam. Le opzioni politiche per isolare gli insorti richiedono l'impegno di potenze regionali e sul piano strategico bisogna andare oltre l'azione militare pur necessaria, scrive Alberto Negri. Mentre c'è un'intervista su Repubblica a una persona che è stata molto vicina a James Foley, un compagno di prigionia francese. Abbiamo letto stamani una cifra, non so se sia attendibile, ma comunque molto grossa, 12 milioni di euro sono stati pagati dalla Francia in questo caso. Francia che, secondo sempre quelle che sono le fonti disponibili, ha mandato a combattere per lo Stato islamico, o meglio, non la Francia ha mandato a combattere, ovviamente. Dalla Francia sono partiti per combattere sotto la bandiera nera islamica dello Stato islamico il gruppo, il contingente più numeroso di cittadini aventi nazionalità francese e che sono andati a combattere sotto le insegne appunto dello Stato islamico. Trattasi di convertiti piuttosto che di stranieri che però hanno la cittadinanza francese o comunque di cittadini che vivono stabilmente in Francia. In ogni caso il contingente, chiamiamolo tra virgolette francese, è dato come il più numeroso. Nicolas Henin è stato compagno di prigionia di James Foley e risponde al telefono, scrive Anais Ginori, che l'ho intervista oggi per Repubblica, mentre sta pedalando in bici a Parigi con la figlia. Nei mesi scorsi non avevo mai parlato, dice il giornalista francese, ma ora sento di doverlo fare per la memoria di James Foley, il cronista decapitato da un
boia britannico, un boia islamico britannico. Bene, quest'uomo, Nicolas Henin, è stato liberato, a quanto pare abbiamo letto, con 12 milioni di euro pagati dalla Francia, e durante 9 mesi Henin ha diviso le galere siriane dello Stato islamico insieme a James Foley, cronista anche lui, giornalista di Le Point, 39 anni, è stato rapito nel giugno del 2013 e liberato nell'aprile scorso insieme a 3 altri ostaggi francesi. Da allora Nicolas Henin si è preso lunghe vacanze, si è sposato, ha cercato di lasciarsi alle spalle l'orrore, ma con l'esecuzione del compagno di prigionia è piombato in un inferno, scrive Repubblica. Era l'ostaggio più maltrattato James Foley, dice Nicolas Henin, ha subito indicibili torture, lo trattavano come un animale, eppure rimaneva sempre forte e coraggioso. Non posso rispondere su quanti ostaggi eravamo precisamente per motivi di sicurezza, dice ancora il giornalista francese di Le Point, che è stato compagno di prigionia dell'uomo decapitato l'altro giorno, James Foley. Una dozzina sono stati liberati e molti di quelli che ho visto sono ancora nelle mani dell'ISIS, dello Stato islamico. Eravamo tanti, davvero tanti, dice Henin. Perché i rapitori si accanivano con James Foley? Avevano scoperto nel suo computer che il fratello lavorava nell'esercito americano, per quello poi lo hanno costretto, prima di tagliargli la testa, a rivolgersi al fratello militare di professione negli Stati Uniti. Era un cittadino statunitense e come tale aveva un trattamento peggiore di noi francesi, dice Henin. Inoltre è stato uno dei primi occidentali catturati. Quando l'ho conosciuto era già molto provato fisicamente. Abbiamo vissuto in condizioni orribili. Cambiavamo spesso nascondiglio, camminando per ore sotto al sole. Ho perso 8 chili. In queste situazioni ti incattivisci. E invece James era sempre generoso. Se c'era una coperta da dividere, la divideva. Se avevamo poche razioni di cibo, lui si privava per darne agli altri. Aveva un incredibile spirito di resilienza, cioè di capacità di respingere le offese, sopportarle, diciamo così. In alcuni momenti siamo riusciti perfino a scherzare. Ci aveva raccontato di quando l'avevano fermato in Libia. Verso la fine, quando il regime di Gheddafi stava per cadere, l'ufficiale che lo teneva prigioniero aveva iniziato perfino a coccolarlo, gli faceva mangiare pesce tutti i giorni. Allora noi, ostaggi a pane e acqua in Siria, lo prendevamo in giro. Nel caso però della Libia, Foley fu rapito da miliziani gheddafiani, non dai cosiddetti insorti islamici. Vi picchiavano? Chiede Anais Ginori per Repubblica. Durante i 9 mesi di cattività ci sono state fasi alterne, racconta il giornalista francese che è stato liberato, ma è stato compagno anche di prigionia dell'uomo decapitato l'altro giorno, di James Foley. Quello che ho subito io è niente rispetto a quello che ha subito James. I rapitori non lo vedevano più come un uomo, soltanto come una bestia. Ho rischiato di morire quando ho tentato di evadere, poco prima di essere finalmente liberato. Ha avuto il tempo di salutare James Foley? È successo tutto molto in fretta, dice Nicolas Henin, anche se c'erano dei segnali che mi facevano ben sperare. Abbiamo scherzato sul fatto che ci saremmo ritrovati un giorno a bere una birra e a riderci su. Chiacchiere da uomini per sdrammatizzare. Credo che in fondo sapesse che nel suo caso tutto sarebbe stato molto più complicato. Ho letto che gli Stati Uniti hanno tentato un blitz per liberarlo. Non ce ne siamo accorti, dice Henin. In ogni caso, su questo e su eventuali trattative per riscatti non posso parlare. Non riesco a guardare il filmato dell'esecuzione di James Foley, dice ancora il reporter di Le Point, Nicolas Henin, rilasciato a differenza di Foley da quelli dello Stato islamico. Ne ho visto solo qualche estratto, mi è bastato per riconoscere il coraggio di Foley. In ginocchio, davanti al suo boia, è rimasto impassibile. Chiunque altro sarebbe stato preso dal panico. Lui non ha neanche cercato di spostare la testa, è morto da uomo, non da ostaggio. Ha riconquistato così la sua libertà. Censurare il video? Sono un giornalista, ho raccontato gli sgozzamenti pubblici di al-Zawahiri, non sono favorevole alla censura, non è distruggendo il termometro che abbassi la febbre, anzi, temo che oscurare quel video non farebbe altro che rafforzare la propaganda jihadista. I rapitori sono dei barbari, ma purtroppo lo sapevo già, e l'intervento militare occidentale forse non servirà a fermarli. Bisognava sostenere e appoggiare la rivolta democratica contro Assad, prima che venisse strumentalizzata dai jihadisti, dice Henin, e su questo è più che lecito
avere dei dubbi, per dir la verità. In ogni caso, ormai è troppo tardi, dice Henin, paghiamo il prezzo della nostra vigliaccheria. Ho un grande dilemma professionale. Amo mia moglie, le mie 2 figlie. Sono 12 anni che faccio reportage di guerra. Dopo quello che ho vissuto non è facile ricominciare, ma penso che ognuno abbia il suo destino e il mio forse è questo. Così a Repubblica Nicolas Henin, giornalista di Le Point francese, che ha vissuto un periodo di prigionia insieme a James Foley, l'uomo decapitato l'altro giorno. Sempre su Repubblica c'è anche un dossier, ma ce ne sono diversi sui diversi quotidiani di oggi, a proposito di quanti italiani ci sono tra i combattenti terroristi islamici dello Stato islamico. Così il jihad arruola nel mondo quei 40 italiani tra i mujahedin, l'articolo di Alberto Custodero e Alex Van Buren. Su Repubblica di oggi, più di 20.000 miliziani reclutati in 83 paesi, l'esercito dello Stato islamico secondo l'intelligence occidentale. Sono uomini tra i 16 e i 28 anni, musulmani, spesso convertiti, ma come abbiamo visto ci sono anche donne. Sono 50.000 i jihadisti in Siria, 20.000 le reclute provenienti da oltre 83 paesi. Secondo quel che riporta Repubblica, le cifre non sono corrispondenti a quelle che ci ha dato Magdi Cristiano Allan prima sulla Turchia, secondo il resoconto di Repubblica basato su fonti di intelligence occidentali, scrive Repubblica. Dalla Turchia sono arrivati 400 combattenti. Sarebbe la Tunisia la principale fornitrice di combattenti dello Stato islamico, oltre 3.000, 2.500 dall'Arabia Saudita, ben 800 dalla Federazione Russa. La Francia con 700 è il primo paese europeo per numero di persone che dalla Francia sono andate a combattere per lo Stato islamico. In Marocco, dal Marocco oltre 800, dall'Algeria circa 200, colpisce, ripeto, il dato tunisino in questa tabella pubblicata oggi da Repubblica, più di 3.000 persone dalla Tunisia, 2.500 dall'Arabia Saudita, dal Regno Unito tra i 4 e i 500, dal Belgio 250, dalla Svezia 30, dalla Germania 270, dalla Svizzera 10, dall'Italia una quarantina, dal Kosovo 120, dall'Australia 250, dall'Indonesia fra i 30 e i 60. Questo il resoconto numerico, diciamo così, di Repubblica sui miliziani reclutati in 83 paesi diversi, compresi i paesi europei. E sono numeri destinati a moltiplicarsi. Anche i bambini vengono indottrinati per assicurare un futuro al califfato, scrive ancora Repubblica. Sarebbero 40 i jihadisti partiti dall'Italia. È allarme rosso secondo i servizi segreti. I mujahideen italiani vengono monitorati nel timore che nel futuro organizzino attività ostili in Italia. In più, con il sì delle Camere alle armi ai curdi, l'Italia è nel mirino, scrive Repubblica. La probabilità di un attentato è considerata molto alta, altissima, dice l'intelligence. Si è già visto nel caso di Jarraya Khalil, di stanza a Zenica, arrestato a Bologna, con l'accusa di guidare una cellula integralista terrorista islamica, o del genovese convertito all'Islam, ne parlavamo prima, Ibrahim Giuliano del Nevo, ucciso mentre combatteva ad Aleppo con la brigata dei difensori e dei migranti diretta dal ceceno Abu Omar. Per tutto questo le intelligence sono prese a studiare il ritratto del jihadista della porta accanto, brutta definizione. L'europeo infervorato dalla guerra santa, dal delirio di un califfato in cui frontiere e identità nazionali svaporino. Così scrive Repubblica, mentre l'abbiamo citato poco fa, in prima pagina su Libero c'è l'intervento di Maria Giovanna Maglie a proposito del fatto appunto che l'Islam non c'entra, che è quello che hanno detto Barack Obama, è quello che ha detto la ministra degli esteri Mogherini. La Mogherini non ha capito un tubo, scrive Maria Giovanna Maglie, anzi titola Libero riassumendo l'articolo di Maria Giovanna Maglie. Per una Mogherini che ci rassicura dicendo che l'Islam non ha nulla a che fare con tutto questo, l'Islam è fondamentalmente buono, a parte alcune frange minoritarie, e che lei tratta con l'Iran, anzi sono intimi, sareste pronti allo scontro, a battervi con altri giganti del pensiero europeo che non la vogliono come ministra degli esteri dell'Unione Europea? Non la vogliono certo non per le opinioni sull'Islam, bensì per altri motivi, è largamente presumibile. In ogni caso la frase della Mogherini era quella uguale a quella di Obama. Mentre Libero, sempre in primo piano, si occupa anche dello sgozzatore, cioè di colui che ha
materialmente staccato la testa con un coltello a James Foley, e caccia allo sgozzatore in Inghilterra, si stringe il cerchio intorno ai cosiddetti Beatles, cioè i compagni di questo infame personaggio, che sono chiamati Beatles perché vengono dall'Inghilterra, un gruppetto di 4, mobilitati gli 007 inglesi, e intanto una islamica britannica si candida a tagliare le gole degli americani. Trattasi di donna convertita all'Islam. Lo racconta Maurizio Stefanini oggi su Libero. Ricercati numero 1 i Beatles. Dopo l'assassinio di James Foley c'è la grossa novità geopolitica dell'Iran, che prova ad approfittare della situazione per mettersi a disposizione della guerra contro lo Stato islamico. Si aspetta di ricavarne un occhio di riguardo nella trattativa sul nucleare, perché ha detto il capo della diplomazia iraniana ieri alla TV di Stato: se siamo d'accordo nel fare qualcosa in Iraq, l'altra parte nei negoziati dovrebbe fare qualcosa in cambio. Tutte le sanzioni legate al programma nucleare iraniano dovrebbero essere revocate, ha chiesto il capo della diplomazia iraniana. Ma forse c'è anche l'intento, scrive Libero, di favorire un riavvicinamento tra l'alleato, il presidente siriano Assad, e gli occidentali. Una riprova in questo senso viene da un comunicato del movimento libanese Hezbollah, alleato che in tempi anche recenti ha compiuto in realtà azioni simili a quelle che fa oggi lo Stato islamico, ma adesso mostra di scandalizzarsi parlando di crimine brutale. Foley è stato ucciso brutalmente da una banda di terroristi, dice un documento di Hezbollah in Libano, riportato da un sito web di un giornale libanese. Il sostegno a gruppi terroristici con denaro e armi, la copertura politica al pari del sospettoso silenzio riguardo i terribili crimini in Siria e Iraq sono tra le cause dietro a questi atti tremendi, recita ancora il comunicato di Hezbollah. Ci sono poi anche le decisioni di nuovi paesi che intendono mandare armi al fronte anti-ISIS. In primo luogo ai peshmerga curdi, dopo Italia e Germania, l'Olanda. Prima ancora di questi appoggi, i raid americani hanno rimesso la situazione in movimento. Milizie sunnite appartenenti alla Confederazione Tribale dei Jabbur dicono di essere riuscite a liberare i villaggi cristiani della piana di Ninive. Ma la prima emergenza è la ricerca del boia di James Foley, l'incappucciato dall'accento inglese. Il quotidiano Guardian è riuscito a intervistare un uomo che era stato prigioniero del Figuro per un anno e che lo ha identificato come un certo John, capo di un'organizzazione che all'inizio del 2014 liberò lui e altri 10 ostaggi dopo intense trattative. Furono poi consegnati ad autorità turche. Questo John, lo sgozzatore di James Foley, fa parte di un gruppo di 3 britannici che controllano ostaggi stranieri in Siria e per questa loro origine sono stati ribattezzati Beatles. Secondo altre fonti siriane, riportate sempre dal quotidiano Guardian, il gruppo di John, il tagliatore di testa, opererebbe a Raqqa, la roccaforte siriana di ISIS, e sarebbe composto da persone intelligenti, ben istruite, devote agli insegnamenti islamici. Ulteriori informazioni provengono dall'antiterrorismo britannica, che avvalendosi dell'ausilio di esperti di linguistica e di accenti ha individuato il luogo di provenienza di questo John, il tagliatore di teste, nell'est di Londra, ormai area più multietnica della capitale britannica. Si tratta di lingua inglese multiculturale, una nuova forma di dialetto cockney londinese con basi di lingue straniere, ha detto al Guardian l'esperto di linguistica. Per controllare se la voce dell'assassino di Foley non sia stata registrata in qualche processo, sono al lavoro anche esperti forensi. Ma oltre a questo John, il tagliateste, con l'ISIS sarebbero in questo momento altri 500 volontari britannici, più di 700 francesi, 500 belgi. Tra loro Kadia Daré, una giovane inglese originaria di Lewisham, quartiere a sud-est di Londra, che secondo quanto riferisce il Daily Mirror, dopo aver visto il filmato che mostrava la decapitazione del giornalista americano, si è talmente caricata da promettere via Twitter a se stessa e al mondo di voler essere la prima donna che taglierà la testa a un prigioniero britannico o americano. Ventenne o poco più, questa signora nel 2012 si è trasferita in Siria, da dove ha assunto appunto su Twitter il nome di Mujaira Fisham, che significa immigrante in Siria, e di lì ha diffuso un messaggio in cui chiede di ricevere qualsiasi video che mostri nel dettaglio l'esecuzione del reporter americano. Sempre via Twitter racconta di essere stata testimone in passato dell'uccisione di uno stupratore a Raqqa, la città siriana dove vive col marito, che è turco, conosciuto e sposato in Svezia, anch'egli militante per la supremazia del califfato.
Io e altre sorelle stavamo tornando a casa dal mercato. Abbiamo visto quest'uomo legato a un albero col sangue che gli usciva dal naso. Aveva violentato una donna di 70 anni. Abbiamo pensato che giustizia era fatta. Finalmente gli uomini come lui avrebbero imparato a temere Allah. L'altro articolo di primo piano su Libero. L'altro articolo di primo piano su Libero è quello di Carlo Panella sulla questione dello Stato islamico e dello scenario geopolitico. I petrodollari dell'Emirato del Qatar finanziano gli estremisti, strumento ideale per limitare i sogni egemonici degli ayatollah iraniani. L'imbarazzato silenzio della Lega Araba sui misfatti del califfato islamico, dello Stato islamico, è il sintomo più evidente, scrive Panella, della complessità dei legami inconfessabili di cui gode in campo arabo, che ne fanno un fenomeno temibile. Tutti i servizi occidentali e i muktabarat arabi, in primis quello egiziano e saudita, concordano sull'appoggio pieno che il Qatar dell'emiro Al-Thani offre da 2 anni all'ISIS e sostengono che attraverso il Kuwait si veicolano grandi donazioni di privati di vari emirati del Golfo alla formazione del califfato islamico. Un attimo solo di pausa perché c'è una comunicazione dalla regia.
Sergei Rachmaninov, al pianoforte Nikolai Lugansky. Ma tornando brevemente alle cose di primo piano di oggi, va segnalato anche, non l'abbiamo fatto in tempo stamani in rassegna stampa, va segnalato anche l'articolo di Fausto Carioti in prima pagina su Libero, quando Bergoglio attaccava Papa Ratzinger sull'Islam, il Bergoglio filo islamico che attaccava Ratzinger, il duello dopo il celebre intervento di Ratzinger sull'Islam a Ratisbona, quando Benedetto XVI criticò i fondamenti violenti del Corano. Il portavoce del cardinale argentino Bergoglio denunciò: parole infelici non mi rappresentano, e lo ricorda oggi Fausto Carioti. Una storia di 8 anni fa, accaduta a Buenos Aires, che aiuta a capire la posizione adottata da Papa Francesco nei confronti dell'ISIS o ISIS, lo Stato islamico, che ha intrapreso una spietata caccia ai cristiani. Evitando come sempre di nominare l'Islam e i fanatici islamisti, Jorge Mario Bergoglio, il Papa, ha invitato a fermare l'aggressore ingiusto, ha detto, ma senza bombardare né fare la guerra. Una scelta che non sembra lasciare salvezza alle vittime, scrive Carioti, e per questo è giudicata sterile da molti, credenti come Socci e non credenti come Massimo Cacciari. In realtà questo intervento è perfettamente in linea con le idee che Bergoglio ha espresso anni fa, 8 anni fa appunto, sempre improntate alla pace, alla pacificazione, all'accomodamento, con quelli che il Papa anche di recente ha chiamato i nostri fratelli musulmani. L'episodio più clamoroso risale appunto al 2006, subito dopo il discorso tenuto da Joseph Ratzinger nell'aula magna dell'Università di Ratisbona il 12 settembre di quell'anno. In quell'occasione il Papa tedesco aveva citato una frase dell'imperatore bizantino Manuele II: «Mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo e vi troverai solo cose cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava». Parole, spiegò poi Ratzinger, che gli servivano per evidenziare il rapporto essenziale tra fede e ragione e che non implicavano identica condanna dell'Islam da parte del Papa. Ma quella sottigliezza accademica, oltre che teologica, non fu colta dal mondo islamico, che si scagliò compatto contro Ratzinger, il quale fu perfino minacciato di morte. A colpire il pontefice, però, furono soprattutto le accuse che gli lanciarono esponenti della sua stessa Chiesa cattolica. Tra questi l'allora arcivescovo di Buenos Aires, il futuro Papa Francesco I, che non parlò in prima persona. A intervenire fu padre Guillermo Marcó, portavoce di Bergoglio. Parlando con l'edizione argentina del settimanale Newsweek, usò toni chiarissimi e disse che quella di Papa Ratzinger era stata una dichiarazione, testualmente, infelice. Le parole del Papa non mi rappresentano, io non avrei mai fatto quella citazione. Se il Papa non riconosce i valori dell'Islam e tutto resta così, in 20 secondi avremo distrutto ciò che è stato costruito in 20 anni, ha detto l'allora portavoce di Papa Bergoglio, del futuro Papa Bergoglio. Però qui la domanda viene automatica. Cos'è che la Chiesa Cattolica ha costruito in 20 anni e che la frase del Papa su Maometto, citando anzi le parole dell'imperatore bizantino Manuele Paleologo, insomma, le parole di Papa Ratzinger, cosa rischiavano di distruggere in 20 secondi ciò che era stato costruito in 20 anni? Cos'era stato costruito in 20 anni nei rapporti fra la Chiesa Cattolica e l'Islam? Di che si tratta? Ce lo fate capire chiaro? Non da credenti, da persone che comunque si guardano intorno. Parlava il portavoce di Bergoglio, ma tutti sapevano che quelle frasi rappresentavano il pensiero del suo superiore, cioè l'allora arcivescovo di Buenos Aires, futuro Papa, oggi Papa. Così, mentre il Papa difendeva le proprie ragioni davanti al mondo islamico, una delle voci più influenti della Chiesa latinoamericana e futuro Papa di fatto si schierava dalla parte dei musulmani. Parole inaudite, quelle del portavoce di Bergoglio, tanto che dentro le mura leonine in Vaticano per un pezzo non si è parlato d'altro, ha detto un monsignore al Clarín, uno dei principali quotidiani argentini. Messo di fronte allo scandalo, il portavoce di Bergoglio, Marcó, sostenne di aver detto quelle cose non come addetto stampa dell'arcivescovo Bergoglio, ma in qualità di presidente dell'Istituto per il dialogo interreligioso. Giustificazione poco credibile, scrive Fausto Carioti su Libero, tant'è che da Roma partirono pressioni sull'arcivescovo affinché lo sconfessasse. Com'è possibile che il suo portavoce abbia fatto simili dichiarazioni e Bergoglio non si senta obbligato a smentirlo
e a rimuoverlo immediatamente, chiede il Clarin a una fonte vaticana. Il sacerdote però rimase al proprio posto. Fu sostituito qualche mese dopo, quando a chiederne la testa fu il ministro dell'interno argentino, evidentemente ritenuto più importante del Papa Benedetto XVI. Nel frattempo il Vaticano aveva tolto uno degli uomini di Bergoglio, il gesuita, anche lui Joaquín Piña, dall'incarico di arcivescovo di Puerto Iguazú. L'arcivescovo Piña aveva rilasciato alla stampa dichiarazioni simili a quelle del portavoce di Bergoglio. Il quotidiano inglese Telegraph, ricostruendo la vicenda, racconta che da Roma avvisarono Bergoglio che sarebbe stato rimosso anche lui se avesse continuato a delegittimare Ratzinger e che Bergoglio reagì cancellando il viaggio che avrebbe dovuto portarlo al sinodo convocato da Papa Ratzinger. La cosa non finì lì. Il 22 febbraio 2011 il nunzio apostolico in Argentina, l'arcivescovo Adriano Bernardini, proprio a Buenos Aires pronunciò un'omelia di fuoco contro i nemici di Ratzinger. Il Santo Padre, disse, è vittima di una persecuzione, è stato abbandonato dagli oppositori alla verità, ma soprattutto da certi sacerdoti religiosi e non solo dai vescovi. Molti di quelli ai quali si riferiva l'arcivescovo Bernardini erano lì in chiesa davanti a lui. Bernardini, oggi nunzio in Italia, non è annoverato tra le simpatie di Bergoglio, scrive. Ancora Fausto Carioti, citando però fonti che sono fonti consultabilissime, i quotidiani argentini e anche i quotidiani inglesi. Non si hanno viscere. Si tratta del momento musicale numero 4 in Mi minore di Rachmaninov, sempre suonato da Nikolai Lugansky. Ma per chiudere il capitolo, al quale abbiamo dedicato amplissima parte della nostra trasmissione, vi segnalo anche l'articolo di Rodolfo Casadei tratto da tempi.it, pubblicato a pagina 6 di Italia Oggi, sulla controffensiva dei Peshmerga. I jihadisti raccolgono paesani interessati al saccheggio.
I peshmerga curdi sono in questo momento gli oppositori dello Stato islamico. Rodolfo Casadei è fra di loro per descriverne la reazione e accertare gli effetti dei bombardamenti americani. Sta raccontando quanto vede il 7 agosto gli uomini del califfo al-Baghdadi erano riusciti a costringere alla ritirata le forze kurde e a prendere il controllo completo della località capoluogo di un distretto che conta 28.000 abitanti, più 11.000 curdi di Turchia profughi dagli anni 80, sistemati in un campo rifugiati da ben 34 anni. La brama di ricchezza, la tradizione storica della razzia, che è parola araba come tutti dovrebbero sapere, sono molto radicate da queste parti e se ci sono arabi sunniti disposti a rischiare il collo per riportare alle loro famiglie donne yazide, ce ne sono anche tanti pronti a unirsi ai peggiori terroristi per arricchirsi con poca fatica. E abbiamo anche talora letto racconti di persone yazide che vivevano di fianco a cittadini sunniti che appena sono arrivati quelli del califfato, gli eserciti, tagliagole, hanno tradito i loro amici e vicini di casa con una disinvoltura coranicamente totale, diciamo così. Mentre sempre dal primo piano dell'Espresso di stamani, del settimanale L'Espresso, c'è un articolo di Daniele Castellani Perelli sulla vita e le stragi del califfo, di questo signor al-Baghdadi, Abu Bakr al-Baghdadi, leader dello Stato islamico. Un'infanzia povera, il calcio, la galera americana, arrestato nel 2004, non si capisce perché nel 2009 rilasciato, la spietata conquista del potere, chi è al-Baghdadi e perché è più pericoloso di Bin Laden, scrive l'Espresso. Ha lanciato una sfida non solo all'Occidente, ma anche a Cina, India, Somalia, Filippine e Caucaso, in nome del jihad, della guerra santa islamica totale, scrive l'Espresso in questo articolo a pagina 57 di Daniele Castellani Perelli, mentre Valerio Cattano racconta sul Fatto Quotidiano della morte probabile di Mohammed Deif, il nemico numero 1 di Israele a Gaza. Il leader delle brigate Al-Qassam, braccio militare di Hamas, sarebbe rimasto ucciso sotto le macerie. Nessuna conferma, ma il premier israeliano Netanyahu può sorridere. È morto dunque Mohammed Deif, il comandante militare del braccio militare di Hamas. E l'ultima segnalazione, l'articolo di Mimmo Lombezzi, articolo di commento sul Fatto Quotidiano a proposito della decapitazione di James Foley e dell'esercito dello Stato islamico. Fermiamo questa versione islamica di Pol Pot, scrive Lombezzi. Non si tratta della lotta del più debole contro i droni, ma di un modo di fare la guerra visto nelle campagne dell'SS di Pol Pot e in molti conflitti d'Africa. E questa è l'ultima delle opinioni che a questo punto citiamo.
il Luganski, e adesso vediamo di occuparci anche di altre questioni. Vi segnalo, sempre in tema di letture utili, o perlomeno letture potenzialmente interessanti oggi, l'articolo sul Venerdì di Repubblica di Antonio Corbo a proposito dei bambini che sono arrivati in Sicilia con i famosi sbarchi e Mare Nostrum. Nei giorni di Ferragosto in Sicilia sono arrivati in 100.000, molti sono i minorenni, che trovano due Italie, scrive il Venerdì di Repubblica, una che li accoglie, un'altra che vuole approfittare di loro storie di orrore quotidiano. Cacciatori di bambini, scrive il Venerdì. Chi muore nel deserto è coperto da pugni di sabbia, chi annega sparisce tra le correnti del mare, vite e storie cancellate, mentre continua la migrazione di quest'anno, 100.000 nei giorni di Ferragosto, uomini, donne e bambini. 1 su 10 è un ragazzo che corre da solo, 9.338 a una settimana fa. Hanno da 12 a 17 anni, sono minori stranieri non accompagnati. Le navi militari di Mare Nostrum li affidano alla polizia, la polizia ai comuni. Sono quasi 10.000. Chi sono e dove pensano di andare? Sono prede, facili prede per il peggio dell'umanità, dice una ragazza di turno con un operatore all'accoglienza. Hanno magliette rosse, si alternano in 12, assistenti sociali, psicologi, laureati in lingue. Cooperativa San Domenico Savio. Nella casa canonica Guglietta Grazietta, di fronte a chiesa e convento di suore, si fermano 40 per volta i minori che sbarcano in Sicilia. È il centro di prima accoglienza di Pozzallo, porto siciliano il più vicino a quello libico di Misurata, 20.000 abitanti. Vengono da Gambia, Mali, Senegal e, dice uno dei volontari, dei cooperatori, anzi, noi li prepariamo a tutto spiegando anche le insidie della società. Diventano prede perché soli, senza soldi né guida. Difficili da approvare ma credibili le segnalazioni di pedofili intorno ai 13 centri siciliani. L'emergenza a Pozzallo fa aprire anche il palazzetto dello sport e le scuole. Materassi, acqua, cibo, visite mediche. Si lavora molto in armonia, c'è intesa fra comune, polizia, medici, capitaneria. Gli sbarchi sono continui, dice Virginia Giugno, capo di gabinetto del comune di Pozzallo. Si considera la madre di 700 ragazzi gestiti finora, ragazzi minorenni ovviamente. Cercano lei, con lei si confidano. L'emozione la tradisce quando parla dei suoi ragazzi, è nel suo ufficio, aperto sull'azzurro del canale di Sicilia. L'immigrazione è cambiata, dice la capa di gabinetto del comune di Pozzallo. L'adulto è respinto, se non scappa. La famiglia africana investe ora sul minore, che è accolto e non è rimandato indietro. Manda quindi i ragazzi nella speranza che possano studiare, lavorare, un giorno spedire i soldi a casa. Morire da ragazzo soldato con un fucile in braccio o morire nel viaggio? Ci provano, dice la dirigente del comune di Pozzallo. È la speranza che fa investire anche i soldi che non hanno su un ragazzo per farlo partire, che si salvi almeno lui. Io non le conosco, ma penso che oltre il mare, questo mare, ci sono 700 mamme che non mi conoscono. Non sanno che c'è un'altra mamma a prendere i loro ragazzi. Questa è l'introduzione, diciamo, un po' da libro cuore di tutta la vicenda. Poi la sostanza è che non sono pochi, tra le righe, si capisce, la sostanza è che non sono pochi questi minori che finiscono nel giro, per così dire, dei criminali che li utilizzano per i più svariati scopi, pedofili a parte. Ma sempre rimanendo in tema di cronaca, c'è anche la malavita, oltretutto, che rapisce questi piccoli, fino a un certo punto, insomma, minorenni. E intanto, a proposito di Mare Nostrum, agli immigrati non piace il resort nel quale sono stati accompagnati, vogliono essere portati a Napoli. Sono stati accontentati, dovevano essere ospitati a Nuoro, in Sardegna. Ricordate, l'altro giorno c'era stata una rivolta, non accettavano la destinazione. Per 43 di loro era una località troppo isolata nell'entroterra sardo, sono voluti tornare in città, sono stati accontentati a spese nostre. L'Italia come un albergo di lusso e anche di più, scrive oggi Antonio Amorosi su Libero. Un albergo di lusso e anche di più, ma non per tutti, per gli immigrati. Dopo 2 giorni di proteste perché la collocazione del resort offerto dallo Stato italiano è stata ritenuta troppo lontana dalle grandi città, tornano a Napoli 47 immigrati giunti a Cagliari lunedì scorso. Erano stati trasferiti in un posto incantevole, il Janas Village Hotel Restaurant di Sadali, al confine tra le province di Cagliari e di Nuoro.
Hotel con piscina, aria condizionata, TV satellitare, menù a base di prodotti biologici, costo al pubblico 65 euro a notte, 35 per i profughi pagati dallo Stato. Non andava bene. I 47 provenienti a quanto pare da Nigeria, Mali, Costa d'Avorio e Senegal sono sbarcati in Italia assieme ad altri 73 con vari mezzi di fortuna tra marzo e giugno. Inizialmente accolti in alcune strutture napoletane, intorno al 18 agosto sono stati trasferiti in Sardegna, vista la disponibilità logistica dell'isola a direzionarli in strutture provinciali. Così è stato: 47 a Nuoro, 47 a Oristano, 21 a Sassari, 5 a Cagliari. Per vitto, alloggio e altri benefit il costo per la collettività è di circa 35 euro al giorno per immigrato. I 47 però che sono arrivati all'hotel Janas nel Nuorese, resisi conto di trovarsi in un paese non così vicino alla città, siamo troppo isolati, hanno detto, si sono barricati sul pullman noleggiato per trasportarli. Poi, una volta convinti a uscire, hanno protestato per strada, si sono sdraiati davanti alle automobili dei cittadini, si sono rifiutati di accettare la cena preparata dal ristorante. Costruita una sorta di barricata con bidoni e cassonetti della spazzatura, hanno isolato un capitano dei carabinieri, 3 poliziotti e 2 operatori della scientifica di Nuoro, inscenando una protesta e restando tutta la notte all'esterno della struttura. Forti della richiesta dello status di rifugiati politici, hanno fatto sapere le questure di Sassari, Oristano e Nuoro. Dopo una lunga trattativa con le forze dell'ordine, 21 immigrati hanno accettato di entrare in albergo a Sadali e di cenare, mentre altri 26 hanno ottenuto di essere imbarcati per Napoli, pur continuando con la protesta, sia pur più lieve. I 26 hanno alla fine accettato una tregua, accettando di trascorrere la notte in un albergo di Ottana, altra località incantevole. Di lì a poco è arrivata la decisione del Ministero dell'Interno di accettare il diktat di tutti e 47 e, come detto, di riportarli a Napoli. Nel pomeriggio di ieri è stato organizzato un pullman per condurli fino all'aeroporto cagliaritano di Elmas e da lì un volo meridiana per farli sbarcare a Napoli. Il costo dell'imprevisto al momento non è quantificabile, il costo del volo ulteriore. E anche le nostre richieste di chiarimenti formali inviate al Ministero dell'Interno non hanno trovato risposta, scrive il cronista di Libero. Romina Mura, sindaco di Sadali e anche deputata del PD, ha dichiarato al quotidiano Unione Sarda: sono persone libere, non possono essere trattenute in un posto in cui non vogliono stare. E confermano dalle questure: chi richiede lo status di rifugiato politico non è in alcun modo trattenibile dalla polizia italiana, formalmente è libero di andare dove vuole. Questo in virtù di una richiesta di parte che non attesta alcunché, ma che viene verificata con tempi non celeri. Peraltro, se sono persone libere, non si vede perché debbano spostarsi a loro piacimento a spese della collettività o mettere cassonetti per strada. Nel marzo scorso la Presidente della Camera Boldrini disse: non possiamo, senza un'insopportabile contraddizione, offrire servizi di lusso ai turisti e poi trattare in modo a volte inaccettabile i migranti che giungono in Italia dalle parti meno fortunate del mondo e spesso in condizioni disperate. Giusto, scrive Libero, mancava soltanto lo champagne. Un'ultima notizia di cronaca, questa l'abbiamo solo accennata stamani in rassegna stampa e la racconta invece in dettaglio Il Giornale nelle pagine di cronaca milanese, ed è quanto è capitato a un 35enne italiano aggredito da un magrebino sulla linea gialla della metropolitana di Milano. Era intervenuto in difesa di un passeggero aggredito da un rapinatore in metropolitana, si è ritrovato a sostenere una sorta di duello rusticano, scrive Il Giornale, ma un duello impari, perché il malvivente era armato di coltello a serramanico, mentre
Il buon samaritano italiano poteva contare solo sulla custodia del computer, con cui ha cercato di parare alcuni colpi di coltello. Il confronto è finito dopo qualche istante con la fuga del balordo, mentre l'aggredito ha rimediato un paio di tagli alla mano. Il tutto è accaduto l'altro pomeriggio, poco dopo le 18:30, lungo la linea gialla della metropolitana. Il convoglio viaggiava verso San Donato Milanese. Tra i passeggeri un signore, più tardi descritto come un uomo intorno ai 60 anni, con il cellulare in mano. Lentamente alle sue spalle è scivolato un giovane magrebino che ha cercato di strappargli il cellulare mentre questo signore parlava tranquillamente sulla metropolitana, sulla carrozza della metropolitana. Alle 18:30. La vittima ha resistito, ne è nato un tira e molla che sembrava pendere decisamente a favore del rapinatore, più giovane e determinato, ma nonostante quanto si dica su una metropoli in cui ciascuno è chiuso nel proprio interesse particolare, Andrea, 35 anni, è intervenuto prontamente in difesa della vittima. Ne è nato un parapiglia e, arrivati alla stazione Brenta, le porte scorrevoli si sono aperte, i due si sono ritrovati sulla banchina mentre il treno è ripartito con l'aggredito a bordo, che dunque non saprà mai chi ringraziare. Finita qui, nemmeno per sogno, perché il magrebino, inferocito per essere stato disturbato nella sua impresa, ha sibilato un minaccioso «Fratello, hai sbagliato», forse sentito in chissà quale film. Quindi ha portato la mano alla tasca posteriore, ha estratto un coltello a serramanico e, sempre come nei film, ha fatto scattare la lama, preparandosi a punire l'incauto ficcanaso. Ne è seguita una scena piuttosto movimentata, racconta il giornale. Il magrebino agita le braccia, affonda i fendenti del coltello cercando di colpire il passeggero, il quale a disposizione ha il computer, che è diventato uno scudo col quale proteggersi. Sono seguiti i secondi concitati. La punta del coltello serramanico è giunta un paio di volte a segno, dopodiché il magrebino si è forse convinto di avere spaventato a sufficienza l'italiano, o forse temeva l'arrivo della polizia, e si è rapidamente eclissato. Ad Andrea non è restato che chiamare i soccorsi. La polizia ha verbalizzato le sue dichiarazioni, compresa la descrizione dell'assalitore, alto circa 1,80 m, snello, capelli rasati, con la crestina alla Balotelli in testa. Poi un'ambulanza lo ha portato in codice verde all'ospedale per un paio di ferite rimediate alla mano. Niente di grave, per fortuna. Nessuno però potrà ringraziarlo. Il passeggero è rimasto in carrozza, dovrà accontentarsi della soddisfazione di non aver voltato la faccia davanti a una brutta situazione e anche, tutto sommato, di non aver rimediato coltellate peggiori. Questo a Milano alle 18:30 sulla linea gialla del metro. Ma siccome appunto la patria italiana di crimine ne produceva già abbastanza di suo, bisogna anche importarlo naturalmente e organizzare operazioni per importare sempre più manodopera, diciamo così, da questo punto di vista, potenziale, non che siano tutti ovviamente, però statisticamente parlando. A proposito di criminalità indigena invece, sentite questo resoconto, lo racconta Concita Sannino su Repubblica di ieri. Il resoconto è fenomenale, non ha bisogno di commenti, ve lo propongo tale e quale dalla prima all'ultima riga e ognuno poi si fa le proprie valutazioni. Sono piombati nella notte proveniendo da uno dei fortini della camorra napoletana, il Parco Verde, comune di Caivano, la Scampia dell'Interland napoletano. Sono arrivati in massa, una spedizione punitiva, un assalto in piena regola. Sono grandi e ragazzini, sono uomini e donne, sono una folla, quasi 200 persone che circonda nella notte il più grande presidio sanitario del sud, l'ospedale Cardarelli di Napoli. Immaginatevi una scena di questo genere qua, vicino al Niguarda, all'ospedale Niguarda di Milano. Arrivano 200 persone, uomini e donne, grandi e ragazzini, una folla che circonda letteralmente l'ospedale. Cosa fanno? Sottraggono la salma, il morto, è un paziente appunto appena morto per cause ancora da chiarire. Si chiama, la salma, Gennaro Cotroneo, 50 anni. Perché lo portano via dall'ospedale? Perché è il cognato di un boss dello spaccio di droga, Zi Carminiello. Minacciano medici, infermieri, vigilanti, accusano i sanitari di aver procurato la morte di quel paziente
e lo portano indietro per restituirlo agli omaggi del suo rione, del Parco Verde del comune di Caivano, la Scampia della droga, la Scampia dell'Interland napoletano. Il clamoroso raid risale alla notte tra lunedì e martedì. Assediano il pronto soccorso, alcuni si inoltrano fino al reparto dove quel corpo è ancora caldo e sta per essere trasferito in obitorio, inveiscono, seminano il panico, lanciano oggetti, poi portano via il cadavere in una processione di auto e di motorini, tutti verso Caivano. La vicenda rimane rigorosamente sotto riservo fino a quando i magistrati, d'intesa con i funzionari della polizia, non spingono quelle stesse famiglie a restituire il cadavere di Zi Carminiello, un pregiudicato già denunciato per associazione mafiosa e traffico di droga. E ora sono 2 le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Luigi Frunzio e dal procuratore capo Giovanni Colangelo. La prima indagine riguarda le accuse di violenza e sottrazione di cadavere. L'altra punta ad accertare eventuali responsabilità colpose nella morte di Zi Carminiello, dopo la denuncia degli stessi sospettati per la prima imputazione consegnata ai PM. Significativa la scelta degli inquirenti della mediazione, per così dire. Entrare nel Parco Verde avrebbe comportato rischi di rivolte e avrebbe impegnato centinaia di uomini delle forze dell'ordine, per cui le forze dell'ordine e gli stessi magistrati hanno deciso di fare questa mediazione, cioè di far rimanere la vicenda totalmente sotto riservo e poi, d'intesa con la polizia, di negoziare in qualche modo con le 200 persone che sono andate a recuperare Zi Carminiello, perché se avessero fatto il blitz direttamente al quartiere al Parco Verde del comune di Caivano, sarebbe venuta fuori una guerra. Iaccarino, ovvero il soggetto che è il vero e proprio boss, è ritenuto una colonna portante della clamorosa industria dello spaccio radicata al Parco Verde. Iaccarino è in pratica il parente, è il boss di cui Zi Carminiello, la salma che andava sottratta, era il cognato. Questo boss, Iaccarino, appunto, è ritenuto una colonna portante dell'industria dello spaccio radicato al Parco Verde di Caivano. Decine di milioni di euro di incassi al mese e un indotto che coinvolge a tappeto centinaia di famiglie. 12 piazze di spaccio, droga a prezzi concorrenziali, blindatura totale del territorio. Questo è il Parco Verde di Caivano, la Scampia dell'Interland di Napoli. Un controllo inteso anche come garage, ballatoi, marciapiedi, balconi e conturnazione rigorosa di capipiazza, spacciatori, sentinelle, vedette, anche giovanissimi. Passano gli allarmi e le leadership di Camorra, ma quell'insediamento popolare, che sarà sempre Parco Verde, nonostante il senso di squallore e povertà, resta terra di illegalità e di dominio dell'antistato, scrive Concita Sannino su Repubblica. Luogo dove i ragazzi muoiono o per crimine precoce o per abbandono. A giugno scorso, sempre al Parco Verde, lo shock della storia di Chicca, 6 anni. Cade giù da un balcone, sembra caduta, si scopre che dietro ci sono troppe ombre e molta promiscuità. Qualcuno potrebbe avere abusato di lei. Questa anche è Italia. Vuoi trovare tubi